partiamo per un lungo viaggio fantastico, torniamo indietro nel tempo, sarà bellissimo. Da Pordenone a Meduno, con un libro tra le mani e le orecchie piacevolmente coinvolte in un concerto di musica jazz eseguito da un trio di professionisti. Il treno storico della Pedemontana friulana è entusiasmato ancora una volta nel suo tragitto tra poesia e note musicali. Bellissimo, è un'emozione ritornare indietro nel tempo, ritrovare l'andare lento, riscoprire le cose da un punto di vista della lentezza, del stare insieme, della comunicazione, poi della musica, della poesia. Intanto me l'ha proposta il marito, era molto dubbioso, io ho detto io intanto compro i biglietti del treno e così andiamo sicuramente, abbiamo risolto in un minuto. Un viaggio nei ricordi dei tanti passeggeri saliti a bordo, ogni itinerario del treno storico per registrare il sold out. Io abitavo a 150 metri dai binari, dove una volta a Codroipo c'era la rampe, cioè il passaggio a livello, via Piave, e quindi vedevo passare queste vaporiere ogni giorno, non avendo una tenera età, le ho viste al lavoro e ho visto anche passare l'ultima. È bellissimo, ci fa vedere il paesaggio in modo lento e assaporare il territorio in tutti i sensi. A sventolare la bandiera del verde per il via libera al viaggio è stato il presidente della Fondazione Pordenone Legge, capostazione per un giorno. In carrozza, scrittori e i musicisti di Controtempo Jazz. Sul treno si sono alternati momenti di poesia, momenti di musica jazz, paesaggio, bellissimo per arrivare a Meduno, è un modo per stare insieme, per conoscere un territorio, per conoscere anche comuni più piccoli ma allo stesso preziosi. Alle nostre spalle abbiamo una bellissima montagna che farà da cornice a tutta questa giornata. Un'opportunità per il territorio, i sindaci ne sono consapevoli. La riteniamo un volano propulsivo per la valorizzazione del nostro territorio e soprattutto per l'integrazione ferrovia-gomma, su cui ci crediamo molto, soprattutto per quanto riguarda la nostra stazione di Aviano, che fungerà da collegamento con il Piancavallo, dove abbiamo, come sapete, la nostra stazione turistica più importante del Pordenonese. Esperienza insolita per i viaggiatori, quella di assistere ad un concerto dal vivo in treno, ma anche per gli stessi musicisti. È stato molto forte perché ci ha costretto a reagire allo sconosciuto, perché sai, quando entri in un teatro la gente che c'è dall'inizio alla fine è più o meno quella, magari va via qualcuno, però qua ogni carrozza era diversa, per cui anche l'apporto emotivo era diverso e così è stato. Abbiamo così creato dei momenti di convivialità così, attraversando le carrozze, è stato bello. Il treno era costipato di gente, quindi quelli che c'erano secondo me si sono divertiti, perché comunque anche per loro ma anche per noi era un'esperienza diciamo eccezionale. Non succede tutti i giorni di essere su un treno del genere con dei musicisti del genere come Mirko, Gabriele e me stesso. L'ultima volta che ho preso questo treno, non questo treno, l'ho preso nel 1990 da Sacile a Marsure, quando esisteva ancora la stazione. Io abitavo proprio accanto alla stazione, adesso la stazione non c'è più perché l'hanno eliminata praticamente. È un viaggio nel passato.